Giornata di sciopero generale per tutti i settori privati oggi nelle città venete, come in tutta Italia, dopo la strage di Suviana. Un'astensione dal lavoro già organizzata da tempo da CGIL e UIL e che ora assume ulteriore importanza, con alcune categorie edili e metalmeccanici e alcuni territori che hanno deciso di portare a 8 le 4 ore inizialmente previste. In particolare tutti i lavoratori del gruppo Enel hanno proclamato uno sciopero di 8 ore. A Venezia l'appuntamento con il presidio è davanti alla sede della Confindustria, al Vega di Porto Marghera, alle 14.30. La strage della centrale, dice Daniele Giordano, segretario generale della CGIL di Venezia, ancora una volta ci interroga sulla reale trasparenza del sistema degli appalti e della responsabilità di chi deve governare i cantieri dove ci sono i lavoratori di ditte diverse. Con lo sciopero di oggi i lavoratori cercano di raggiungere l'obiettivo di 0 morti sul lavoro, ma chiedono anche una riforma fiscale più equa che alleggerisca le tasse dei lavoratori dipendenti e un nuovo modello sociale di fare impresa. A Padova l'appuntamento sarà a partire dalle 14.30 in Piazza Antenore sotto la prefettura. Nel corso dell'iniziativa prenderanno la parola i delegati che svolgono la propria attività nei settori che registrano più incidenti e vittime nei luoghi di lavoro, per esempio nell'edilizia, nella metalmeccanica o in agricoltura. A Treviso i lavoratori si sono dati appuntamento dalle 15 alle 18 in Piazza delle Istituzioni, mentre a Belluno è stato organizzato un flash mob in Piazza dei Martiri alle 14.30 e a seguire ci sarà un incontro dei sindacati con il prefetto. A Belluno in particolare si discuterà di cantieri forestali. Anche la CISL ha indetto lo sciopero di tutti i lavoratori Enel per le ultime 4 ore dell'orario di lavoro. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da Nord-Est. Io sono Jack Calcetto, oggi è giovedì 11 aprile 2024. La prima notizia del giorno riguarda lo sciopero generale di oggi proclamato da CGIL e UIL. Fermare la strage sul lavoro, dicono i sindacati. L'astensione era già stata decisa, ma ora assume ulteriore importanza dopo la strage di Suviana in Emilia Romagna. 8 ore di sciopero nel gruppo Enel, presidi in tutti i capoluoghi del Veneto, come abbiamo letto sui quotidiani del gruppo NEM. La notizia anche sul Corriere del Veneto di oggi: i sindacati in Veneto, un infortunio ogni 4 minuti, ora va ripensata la cultura del lavoro. Oggi sciopero, presidio di CGIL e UIL davanti a Confindustria Venezia. Parla di prevenzione Tiziana Basso, segretaria regionale della CGIL, che chiede un cambio di passo e di leggi. E poi Roberto Toigo, segretario della UIL, dice: non basta la sicurezza, dobbiamo insistere su una cultura della vita. Ma leggiamo l'inizio dell'articolo di Alessio Antonini per il Corriere del Veneto di oggi. Cominciamo dalla fine. Quando avrete terminato la lettura di questo articolo, scrive il giornalista, in Veneto 2 lavoratori avranno subito un infortunio e tra 2 giorni uno di loro sarà morto. Tutto questo succederà ovviamente anche se questo articolo non venisse letto, perché qualunque cosa sia stata fatta finora non ha cambiato di una virgola i numeri sugli incidenti che coinvolgono uomini e donne sui luoghi di lavoro. Nella nostra regione durante l'orario di lavoro ogni 4 minuti qualcuno si taglia, si ustiona, si rompe una caviglia, si schiaccia una mano o si schizza della vernice in un occhio. O peggio ancora, cade da un'impalcatura o da un lucernaio, resta schiacciato da un carico o viene coinvolto in un crollo, viene stritolato da un macchinario difettoso o mal utilizzato. In totale l'anno scorso sono stati 58.214 le persone che prima di tornare a casa dopo il turno di lavoro sono dovute passare per un pronto soccorso, un numero che sale a 69.643 se si contano anche quei lavoratori e quelle lavoratrici che in ospedale ci sono finiti per incidenti avvenuti mentre al lavoro ci andavano, mentre tornavano a casa. E poco importa, aggiunge Antonini, se i dati del 2023 sono di qualche migliaio di infortuni più ottimistici di quelli del 2022, c'è stato un calo quasi del 17% degli infortuni lievi. Quelli mortali, invece, le tragedie che puntualmente fanno dire a tutti basta morti sul lavoro, restano quasi una costante matematica: 101 nel 2023, 113 nel 2022, 105 nel 2021. E le cause sono ancora quelle che uccidevano gli operai nei primi anni del Novecento.
Si continua a morire negli stessi settori di una volta, costruzioni e manufatturiere in testa, e si continua a morire per schiacciamento, per caduta dall'alto o per rottura di un macchinario. Interviene Tiziana Basso, segretaria regionale della CGIL. Questo fa pensare che dal punto di vista della prevenzione siamo fermi a un secolo fa, che non riusciamo a fare progressi sulla sicurezza, sul lavoro, e vanno ripensate quindi le leggi, vanno ripensati gli investimenti e soprattutto va ripensata la formazione, dice la segretaria regionale del principale sindacato d'Italia. Ma ora noi proseguiamo la rassegna stampa di oggi e voltiamo pagina, torniamo sui quotidiani del gruppo NEM per una breve rassegna di politica regionale. Autonomia, Forza Italia attacca, noi la vogliamo più della Lega. La risposta dei consiglieri regionali di Forza Italia, appunto, dopo l'accusa degli alleati di rallentare l'iter della riforma. Vediamo l'articolo di Enrico Ferro per i quotidiani del gruppo NEM. Lo scontro quindi tra Lega e Forza Italia, che tornano a fare a sportellate, ma stavolta la sanità regionale non c'entra. Al centro dell'infocato dibattito c'è la riforma dell'autonomia differenziata e di questi giorni l'accusa mossa dai leghisti e ai colleghi di maggioranza di sabotare il percorso della riforma per farne slittare l'approvazione in modo da impedire loro di andare alle elezioni senza trofei da esibire. Vediamo la dichiarazione dei consiglieri regionali forzisti. Forza Italia è a favore dell'autonomia per la nostra regione. Il richiamo all'autonomia è presente anche all'interno del simbolo regionale del nostro gruppo consigliare ed è stata proprio Forza Italia a presentare il disegno di legge che ha portato al referendum sull'autonomia in Veneto. Noi vogliamo raggiungere questo traguardo che ci chiedono i veneti, dice aggressiva è Elisa Venturini, capogruppo forzista in Consiglio regionale. Le fa eco Bozza, collega sempre di Forza Italia. Mentre i leghisti avanzavano ipotesi radicali e poco praticabili, noi abbiamo sempre indicato la strada più realistica e quindi insomma si riaccende la polemica rispetto all'autonomia e a chi sia a favore, chi sia contro e addirittura a una ipotetica primogenitura della proposta oggi in discussione in Parlamento. Questo per quanto riguarda la politica regionale. Chiudiamo la rassegna stampa di oggi con alcune notizie flash. La prima, dalle pagine ancora dei quotidiani del gruppo NEM, da Jesolo al Lido in bicicletta sulla ciclovia Venezia-Trieste. Il battesimo ufficiale, partono i lavori di realizzazione del percorso che si snoda, o meglio si snoderà, su 120 km. Presidente della regione Luca Zaia parla di un'opera pensata come incentivo al turismo lento e alla mobilità sostenibile. La notizia anche sul Gazzettino di oggi: ciclovia tra terra e acqua, dal tagliamento a Venezia, a Jesolo via i lavori dei primi 2 lotti del percorso in bici dalla Laguna a Trieste, tocca 12 comuni veneti. Intervento da 20 milioni di euro di Veneto Strade su un'estensione di 116 km sarà portato a termine entro l'anno prossimo. Gli articoli sono di Giovanni Cagnassi sui quotidiani del gruppo NEM e di Giuseppe Babbo sul Gazzettino. Rimaniamo sul Gazzettino per una notizia che riguarda una sentenza della sezione veneta della Corte dei Conti. Leggiamo il titolo: consulenze, condannato il luminare, 4.400 euro. Padova, il professor Plebani dovrà risarcire l'università per l'attività libero professionale. La difesa sostiene che il professore fosse sempre stato autorizzato dall'Ateneo. La Corte dei Conti contesta anche il BO per passiva inerzia. E quindi il luminare Mario Plebani dovrà risarcire l'Università di Padova con 4.400 euro per le consulenze non autorizzabili presentate fra il 2015 e il 2020 ad aziende private ed altri enti. L'ha deciso la sezione giurisdizionale per il Veneto della Corte dei Conti con la sentenza depositata ieri, che potrà essere appellata a Roma. Per il momento vale il verdetto pronunciato a Venezia, comprensivo del rimprovero di passiva inerzia rivolto al BO per aver annullato ogni attività di controllo a fronte di numerose reiterate istanze di autorizzazione presentate dall'allora ordinario di biochimica clinica, già presidente della scuola di medicina e primario della medicina di laboratorio, annoverato tra i 100 patologi più influenti al mondo. L'articolo è di Angela Pederiva, che ricorda come i docenti a tempo pieno possano assumere altri incarichi purché scientifici, occasionali e senza usare istituzionali. Il Gazzettino traccia anche un ritratto del professor Mario Plebani
che è in pensione dal 2021. Durante il Covid, l'ordinario di biochimica clinica, primario della medicina di laboratorio, aveva messo a punto i tamponi salivari poi adottati dall'Università di Padova per lo screening del proprio personale. Chiudiamo la rassegna stampa di oggi con un'altra notizia che arriva sempre dall'ambito della sanità. La troviamo sui quotidiani del gruppo NEM: liste d'attesa e costi alti all'ULSS 7 Pedemontana, TAC anche dalle 20 alle 24. L'articolo è di Daniela Gregnanin. Leggiamo che il settore sanitario è responsabile del 5% delle emissioni di CO2. La proposta quindi è quella di rendere gli ospedali indipendenti con il fotovoltaico. Trovare la quadra che permetta al comparto sanitario italiano di limitare i consumi energetici, di inquinare meno e diminuire il fenomeno delle liste d'attesa, garantendo una sanità performante in grado di sfruttare quelle che sono le prospettive future che potrà offrire l'efficientamento energetico. Sono queste le tematiche affrontate ieri al San Gaetano di Padova nell'ambito della terza edizione di 2050 Forum Nazionale sull'energia e sulla sostenibilità, che si conclude oggi dopo 3 giorni. Ebbene, per oggi è davvero tutto. Grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. A tutte e tutti voi una buona giornata.